Grazie signora Piera, siamo qua a Porto Tolle. Ciao Renzo, come stai? Caro professore, come sta? Allora, guarda qua, tra mezzini, come Piera se piovesse. ci vuol viziare. Bar centrale a Porto Tolle. Bar centrale a Caceppo, Porto Tolle e Caceppo. Ma naturalmente c'è un motivo, perché sì, c'è un motivo. Diciamo che l'argomento principale di questa settimana è stata la mareggiata del 12 di novembre e siamo a Porto Tolle, appunto avevamo come ospite il sindaco, ma purtroppo ha avuto, lo capiamo che in questo momento è decisamente... Avrebbe tante cose da fare. Penso di sì. Allora, che dire? Innanzitutto solidarietà agli amici di Porto Tolle, ai pescatori in particolare. Hai visitato la Saccato? No, non ho ancora visitato la Sacca, volevo farlo domani, però volevo dire una cosa. Io che sono nato a Porto Tolle mi ricordo quando nel 66 bambino i miei nonni hanno suonato alle 2 di notte dicendo se arriva l'acqua, e mi ricordo i danni. A distanza di più di 50 anni dobbiamo dire una cosa: sono stati molti danni e comunque la Sacca degli Scardovari è il front office di fronte a quella disgrazia che è venuta quella notte. Però i tanti lavori fatti in questi anni hanno determinato che cosa? Una grande sicurezza, perché non c'è mai stato un attimo di preoccupazione per le vite umane e per l'intero territorio. Vuol dire che i tanti soldi spesi a mettere in sicurezza le popolazioni hanno dato il loro frutto. Questa è una piccola consolazione a fronte del fatto che sono stati centinaia di milioni, decine di milioni di danni e un intero comparto, cioè quello della pesca, che soffrirà parecchio nei prossimi anni. Volevo fare due considerazioni. Notizia degli stampa di questi giorni che l'amministrazione comunale rinuncia. Buongiorno, ciao Gianni, come stai? Caro Gianni, accomodati Gianni. Accomodati con noi Gianni. Grazie. Così entri direttamente in trasmissione. Guarda, mi siedi qua, avendo anche come ospite Gianni Vidali che si è seduto, siamo sistemati eccetera. L'indennità, gli assessori e il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli e il suo staff hanno deciso di dedicarla ai pescatori. Questa qua secondo me è una cosa importante, però la domanda è questa: e quanto può fare l'amministrazione in questo caso? Guarda, i soldi che può davanti a un danno così grande, i soldi che può... Prego signore. Grazie Piera. Altri 3 mesi, è sempre da me che sono il più ingordo. I soldi che può metterci un'amministrazione sono oggettivamente pochi rispetto ai danni. Che cosa può fare? Il ruolo sicuramente più importante per un'amministrazione comunale quando ci sono eventi di questo genere è avere una struttura amministrativa rapida ed efficiente che svolge tutte le pratiche in tempo breve. Questa è il vero asso nella manica, la vera marcia in più che qualsiasi amministrazione può fare se è capace. Perché guarda, il vero problema di molte delle amministrazioni, in particolare sono quelle meridionali, che hanno i soldi stanziati e ai cittadini ne arriva niente. È perché non c'è uffici efficienti. Il front office della democrazia è il comune. Funziona in comune, funzionano le cose, non funziona in comune. Però chiedo a Gianni, al professor Vidali, sei un osservatore anche del tuo territorio, ci sono queste capacità e queste professionalità qua a Porto Tolle? Ecco, credo che sia un'iniziativa che va senz'altro elogiata, però diciamo che è un fatto più così di visibilità che l'amministrazione si assume di fronte a un problema serio e grande come quello avvenuto nella Sacca degli Scardovari. Però 3 volte in un anno che succedono disastri, in Sacca in particolare, si può prevenire, prevedere o purtroppo si è accanita la sorte qua da noi? Non si può prevenire, non si può prevedere se non stegare la sfera del cristallo. Cosa vuoi? Sai che diceva un vecchio detto veneto, scusandomi con gli ascoltatori per la battaglia. Extra Veneto. No, anche qui, che il tempo è il cul e i siori, il fa quel che è il vollori. Questa è la verità. Ed è la verità, cosa vuoi? No? Però, dopo chiudiamo l'argomento perché abbiamo i tempi stretti, qualcuno sosteneva che se le cavane non fossero così fragili, fossero state fatte in maniera più adeguata, potevano resistere. Il piano cavane l'abbiamo fatto noi negli anni
90-95, quando ero vice sindaco del comune di Portotorre. Questo piano è stato fatto con i crismi che si dovevano adottare per renderli, diciamo così stabili e quindi resistenti agli eventi naturali. Gli eventi naturali non si possono dominare. L'ostro, Che sarebbe questo vento, cos'è una specie di bola? Cos'è? il maestrale che tira da ovest, praticamente quando tira a quella velocità è chiaro che le cavanne esposte sono soggette a questo pericolo, per cui credo che siano un po' fantasie quelle nel additare responsabilità di vario tipo al parco, ai vincoli, a certe caratteristiche che devono avere le cavanne, e quindi io penso che trovano il tempo che trovano. Perfetto, allora, intanto ci ha portato lo spritz. Bene, la signora Vediamo, ci ha alla aiutato, salute, alla innanzitutto salute. solidarietà agli amici pescatori Al e prossimo tutti gli incontro, abitanti arrivederci. gli abitanti di Portotorre.